Bella, sono Puto e sono l'artista di Valdobbiadene. Volevo fare un intro da paura, l'ho scritta da Danilo. Arrivo, sembro un rettile, addosso coccodrillo. Caio Puto nasce in terza superiore, un po' di annetti fa, ancora prima che iniziassi a fare musica. Il Caio deriva da, un imperatore romano. C'era sta roba che in terza superiore mi chiamavano con i nomi degli imperatori, ma perché sono sempre stato un tipo un po' con un ego spesso, no? Ma non che sono presuntuoso o arrogante, è che ho sempre avuto questa sicurezza di me stesso, ed è anche questo che mi ha spinto poi a fare musica, oltre al consiglio di un amico che già sentiva farmi qualcosa e poi mi ha spinto a fare musica. Ma più che altro sperimentiamo quando facciamo musica. Le caratteristiche fondamentali sono quelle dell'hip hop. Comunque ci sono delle caratteristiche strumentali di base che sì sono hip hop, ma in realtà alla fine il pezzo è quasi rock, indie. Pessimo l'ultimo che abbiamo fatto, c'è quel magico flautino sul ritornello che si discosta ed è unico, infatti ed è proprio questo che cerchiamo di fare io e Ludovico fondamentalmente, restare sempre unici, non ricalcare i passi quando facciamo la musica. Sperimentatore, ma nel senso che cerchiamo sempre di divertirci. Questa è la chiave fondamentale quando facciamo musica. Ovvio che io a questo punto della carriera, non essendo popolare, non avendo nessuna posizione di spessore, non è che mi metto a fare rap sociale per colmare il divario che c'è tra le varie classi. Io comunque fondamentalmente cerco di trasmettere all'ascoltatore good vibes, vibrazioni, emozioni, farlo divertire. Come faccio divertire me stesso e Ludovico quando facciamo musica. Se vogliamo andare a vedere cosa compongono le mie liriche, ci sono 3 pilastri, diciamo. Il primo è sicuramente sono le esperienze vissute da me stesso in prima persona o fatti di cui sono a conoscenza, quindi la realtà in cui vivo, che mi circonda. E questo lo dico perché ovviamente cerco di trasmettere all'ascoltatore ciò che vivo io, ma in cui lui può rispecchiarsi e quindi può trasmettere emozioni. Questo. La seconda è l'autocelebrazione di me stesso, e questo proprio per il fatto che ho questo ego, no? Sul beat devi sempre essere il numero 1. Poi per strada, quando ti saluto, sono tuo amico e non sono un cagacazzi, sono un amico, però sul beat sono il capo, no? E come terzo punto fondamentale, che è anche uno di quelli che mi diverte di più, è sicuramente la cultura, trasmettere. Non sono un tuttologo, però a me piace molto cercare di inserirmi in qualsiasi conversazione, quindi sapere un po' di tutto. E questo lo faccio anche nelle canzoni. Io sono un amante del cinema, amante della musica, qualsiasi tipo d'arte, e questo lo riporto nella musica per trasmettere appunto quelle good vibes di cui parlavo. Mi definisco come un bambino. L'hip hop tira fuori il bambino che è in me, solo che a 8 anni giocavo con le Hot Wheels, adesso a 21 gioco con le parole. Le nuvole che vola come se mi raccontassi favole. Quando ti voglio baciare lo pensi pure te. Secondo me non è tanto la trap che trasmette questo brutto esempio ai giovani. Secondo me trasmette più brutto esempio il farmacista che non ti fa la fattura, o il politico che viene sgamato a giocare a Clash Royale sulle poltroncine del Parlamento. Che loro, per carità, il rapper ostenta perché arriva da una realtà dove non era nessuno, acquista questa popolarità. Ovviamente la popolarità porta come conseguenza la fama, il denaro, tutte queste cose qua, però non è che il politico ha tutte queste cose. Cioè anche il politico in Parlamento ha il Brioni da 5K addosso, solo che lui non lo fa vedere. Il rapper lo fa vedere perché magari prima non ce l'aveva e vuoi far vedere che facendo quello cui piaceva è riuscito a fare qualcosa, no? Quindi semplicemente la trap è questo capro espiatorio delle persone che
non sono riuscite a realizzare qualcosa di proprio nella loro vita. E questo è l'esempio più eclatante. Con il Luna Pop, pazzesco che con te non guardi il menu G-Shock. È un caso sì, ma non un caso con te. Dopo questo singolo arriverà un progetto leggermente più sostanzioso, più tracce, e il concept sarà allo stesso modo molto figo. Uscirà su tutte le piattaforme digitali dove potete già trovare la mia musica: Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal e tutto il resto, YouTube, dappertutto, anche su Instagram. Caio Puto, baby. E so che gli altri mi vedono pessimo,